Serie B-Win. Appassionati. Buon pomeriggio da Matteo Ronchetti, ben ritrovati per l'ultima giornata della stagione regolare di Serie B-Win. Tutto in 90 minuti di passione in un Bentegodi vestito a festa per festeggiare i primi 110 anni di vita dell'Hellas con una promozione diretta. Basta un punto al Verona, ne basta uno però anche all'Empoli per certificare i playoff. Per questo i bookmakers hanno sospeso le puntate della vigilia, troppo alto il rischio di biscottoni. Si comincia dunque, partiti. La prima offensiva del Verona con Alfredson che prova a fare il vuoto sulla sinistra, il cross sul secondo palo e poi dopo la sponda di Cacia Gomez non arriva sul pallone. Ancora il Verona davanti, calcio d'angolo, Laner di testa e Cacia che manca la girata solamente di un soffio. Prova ad affacciarsi davanti l'Empoli con Tavano. Buona l'imbeccata per Signorelli. Fermato. Cacia, la palla in mezzo, messa fuori. Poi un mezzo pasticcio. Laner per poco. Non ne approfitta. Sgrigna. Spostato sulla sinistra. Il colpo di tacco per Alfredson. Il cross in mezzo. Cacia ancora di testa. Ancora lui. Fuori Agostini, dentro dunque Albertazzi. Buona ripartenza dell'Empoli, un po' troppo manovrata il tiro a spiovere di Signorelli. Può dunque ricominciare Hellas Verona-Empoli 0-0. Sgrigna dalla sinistra, la sponda Cacia, Alfredson, ancora Cacia, alto sopra la traversa. Alfredson sul secondo palo, l'inserimento di Gomez, niente da fare mentre a Modena il Sassuolo è in 10 con Livorno, ancora 0-0. Dentro Ferrari, fuori Cacia, chiude a 24 gol questa stagione meravigliosa condita da qualche lacrima all'uscita dal campo sotto lo sguardo attento di Osvaldo Bagnoli. Attenzione all'errore difensivo, Ferrari fa tutto bene, si appoggia su Regini e poi spara fuori la conclusione, però finalmente una fiammata. Tanto sono già partiti i festeggiamenti, volti commossi, tanti sorrisi. Si aspetta solo il triplice fischio finale che arriva in questo momento. 0-0 tra Hellas Verona ed Empoli. Si scatena la festa, esplode il Bentegodi. 11 anni dopo l'Hellas torna in Serie A senza passare dai playoff fatali l'anno scorso. Dopo aver conosciuto anche l'abisso della C nel 2007, la rinascita è completa. I giallo-blu possono festeggiare, ma può festeggiare anche l'Empoli che andrà ai playoff e troverà il Novara, playoff che si completeranno con Livorno e Brescia. Questa è la classifica con il Sassuolo che vince il campionato cadetto con 85 punti, 3 in più del Verona che può festeggiare.